Vermentino Lands è un viaggio attraverso le terre del Vermentino, che ci porterà in Toscana, sulle colline lucchesi, su fino in Versilia, per poi scendere a Castagneto Carducci, patria del poeta, e Bolgheri, terroir di grandi vini. Successivamente ci recheremo in Corsica, da sempre considerata l'isola della bellezza, in cui grandi catene montuose si mescolano con le foreste mediterranee. Infine arriveremo in Sardegna, terra dal grande cuore e simbolo della civiltà nuragica, viaggiando attraverso la Gallura, vera eccellenza della produzione del vermentino DOCG. Viaggerete con noi attraverso paesaggi unici al mondo, incontrando persone autentiche e scoprendo grandi vini. E poiché sarebbe stato impossibile vederli tutti, l'invito che vi diamo è: create il vostro itinerario, esplorate, appassionatevi a questo vino e condividete con noi, perché ogni viaggio è come un libro con un inizio e una fine, e tutto quello che sta in mezzo ci arricchisce. Da Bonifacio, in Corsica, è possibile transitare in Sardegna in poco meno di un'ora, per arrivare a Santa Teresa di Gallura, grazioso e famoso centro turistico raccolto attorno alle due piazze San Vittorio e Vittorio Emanuele I. Abbiamo subito modo di confrontarci con il nostro vermentino, prodotto in terra di Gallura, presso un ristorante della località. Siamo qua a Grottino, Santa Teresa di Gallura. Vi voglio presentare uno dei tanti vermentini che il Nord Sardegna propone, una DOCG. Come sapete, Santa Teresa è anche stata la porta del vermentino, in quanto veniva importato dalla Corsica. È il primo paese dove è stato piantato il vermentino, il vitigno, è stato proprio qui a Santa Teresa. Dopodiché si è spostato per tutta la Gallura, Zachena, Tempio Pausania, Berchida. Noi facciamo anche un piatto che sarebbe il pesce, spigola o orata al vermentino, quindi già molto abbinato con le olive, tutte cose nostrane, olio extravergine di oliva, naturalmente sempre della Sardegna. Dalla punta della Sardegna scendiamo verso Olbia, attraverso una delle coste più famose e rinomate al mondo, l'arcipelago della Maddalena, la Costa Smeralda e il Golfo Aranci. Ci troviamo infine al Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG, nel centro storico di Olbia. La Sardegna come sistema economico e sociale è organizzato su due sottosistemi, il sistema contadino e il sistema pastorale, che poi si interseca spesso, che è agropastorale. La zona contadina è questa di questa pianura che si chiama Pianura del Cantilano. Questo è il cosiddetto cuore della Sardegna, che venne chiamato dai romani Barbagia. La Gallura è invece, la costa è il turismo, nell'interno ci sono tre tipi di economie. Un'economia basata sull'allevamento bovino, sul sughero, l'estrazione del sughero, sull'estrazione del granito, e poi su questo c'è l'economia fondata sul vino che si dipana lungo tutto il territorio, sia nella costa che nell'interno. L'architettura più evidente del centro storico olbiese è quella romana. In altre parole, è un reticolo di vie perpendicolari che ripete la struttura degli accampamenti militari romani. La struttura del consorzio imita questa struttura perpendicolare. C'è questo corridoio centrale e poi quest'altro corridoio che lo interseca, quindi non è una struttura a croce, è una struttura a T. Tuttavia le nicchie, per esempio, dei vini, nelle quali ogni nicchia rappresenta una cantina, imita le finestre delle case che si affacciano nelle vie del centro storico.
Appena fuori il centro storico di Olbia, meritano una visita alla cattedrale di San Simplicio, edificata in 3 diversi periodi, a partire dalla seconda metà dell'XI secolo, sui resti di un tempio pagano, e il museo archeologico. La prima degustazione è a pochi chilometri dalla città, presso le tenute Olbios, un antico stazzo completamente ristrutturato, preservando l'originaria struttura rurale gallurese, con le sue sale di degustazione in posizione panoramica sui vigneti e la cantina di affinamento, degna cornice di un vino speciale. Siamo nella Gallura, zona di origine del Vermentino di Gallura di OCG, quindi a denominazione di origine controllata e garantita. Attualmente è l'unica di OCG della Sardegna, anzi è l'unica di OCG di Vermentino nel mondo. Proprio perché la zona della Gallura è una zona, è un terroir, ha una condizione sia climatica che di terreno molto particolare, quindi il terreno da disfacimento granitico, vitigni che sono presenti da tantissimo tempo appunto in questa zona, anche se sicuramente non è il luogo di origine, di nascita del vitigno. Infatti alcuni studi parlano di un arrivo pare proprio dalla Liguria o comunque un passaggio dalla Liguria alla Corsica e successivamente in Sardegna. Questo percorso è molto interessante anche perché sono i luoghi dove ha continuato ad esistere ed essere coltivato. Esiste un consorzio di tutela del Vermentino di Gallura, quindi che tutela la denominazione e allo stesso tempo cerca di valorizzare oltre il prodotto il territorio in cui nasce, in quanto abbiamo proprio capito, e lo dice la denominazione stessa, Vermentino di Gallura, quanto sia molto utile a livello sia commerciale che anche a livello proprio istruttivo parlare di territorio insieme al vitigno. È un legame imprescindibile ed è un legame che caratterizza effettivamente questo vino. Ultimamente stanno nascendo proprio tantissime cantine nel territorio gallurese proprio per la produzione del Vermentino di Gallura. Questo vino infatti ha notevole successo, al momento è il sesto vitigno più venduto al mondo, è considerato tra i vini emergenti, quindi un grande interesse da parte del mercato internazionale verso questo prodotto. Le cantine appunto un po' più piccole, nel momento in cui non riescono e non hanno ancora la struttura capace di avere la possibilità di vinificare il prodotto, viene vinificato proprio da altre aziende facenti parte del consorzio, quindi un consorzio che non solo appunto tutela la denominazione e la promuove, ma effettivamente una collaborazione a tutto tondo per consentire di aumentare il numero anche di bottiglie, perché sembra che stiamo parlando di chissà quale denominazione, chissà quale numero, però pur essendo denominazione di origine controllata e garantita da moltissimi anni, noi quest'anno facciamo i 40 anni della DOC Gallura, perché inizialmente era DOC, effettivamente il numero di bottiglie non era moltissimo, siamo su circa 5 milioni di bottiglie e in effetti se le paragoniamo ad altre denominazioni italiane o anche ad altri numeri a livello internazionale, sono un numero abbastanza limitato, quindi ci fa piacere che sta aumentando il numero di bottiglie, le bottiglie si vendono, non ci sono assolutamente rimanenze sul mercato e sulle cantine, nelle cantine stiamo lavorando appunto per migliorare la qualità. Io rappresento in quanto presidente il consorzio di tutela del Vermentino di Gallura e stiamo appunto lavorando da pochi anni, perché è un consorzio molto giovane, ha quasi 8 anni, è giovanissimo diciamo, ma stiamo lavorando a tutto tondo per far sì che appunto questa denominazione emerga, quindi che si conosca il vitigno e il vino, ma che si conosca anche il nostro territorio. Allora, il Vermentino di Gallura di OCG, in questo caso un Vermentino al 100%, proviene da vitigni che sono appunto nella zona di Olbia, in quanto la denominazione di origine controllata del Vermentino raccoglie diversi paesi presenti nel territorio. Andiamo dalla zona praticamente sul livello del mare fino ad arrivare a 450-500 metri sul livello del mare. È un prodotto di colore giallo, paglierino, quasi appunto, questo, le annate nuove in genere hanno dei riflessi verdognoli.
Possiamo vedere appunto nel bicchiere, questo è il vermentino di Gallura fermo. Qui abbiamo il vermentino di Gallura fermo, poi possiamo avere il vermentino di Gallura passito e il vermentino di Gallura frizzante o metodo classico. Questo è possibile da 2 anni a questa parte, poiché anche queste cose sono state introdotte nel nuovo disciplinare di produzione del vino, in quanto ci si è resi conto, proprio lavorandolo, che non era vero che il vermentino di Gallura dovesse essere un vino fermo da tutto pasto, ma poteva anche essere un vino che accompagnava tranquillamente aperitivi o il fine pasto. Insieme a Daniela Pinna scopriamo Lupus in Fabula, stupendo vermentino vinificato in purezza. Ha delle caratteristiche inconfondibili, determinate effettivamente dal terreno, e quindi si sente una mineralità spiccata, anche una salinità quasi. Questo è determinato dal fatto che appunto il terreno granitico, con una forte acidità anche, determina al vino e dà origine nel vino a questi prodotti aromatici veramente fortemente minerali. E in parte poi si ritrova la macchia mediterranea che ci ricorda le nostre vigne, fiori di ginestra, frutti di pesca, pesca bianca, frutti come anche la pera, polpa di pera. E in bocca ritroviamo invece, a parte la mineralità che è veramente spiccata, troviamo un retrogusto amarognolo che è tipico del vermentino, ma qui in Gallura è ancora più presente e dà origine veramente a un vino che si distingue, fortemente riconoscibile, che ha una sua identità. Da questo luogo magico ci spostiamo solo di pochi chilometri, percorrendo una strada sterrata che conduce a 2 eccellenze archeologiche. Il castello di Pedres, antica dimora dei giudicanti della Gallura, i regnanti plenipotenziari che di fatto sopravvissero alla disfatta dell'impero romano. E poi la tomba dei giganti, tipico monumento funerario dell'età nuragica, 1900-1800 anni a.C., la cui tomba di Sumonte e Sabe accoglieva sepolcri collettivi. Dopo un delizioso pranzo, innaffiato naturalmente dal vermentino locale, con le favolose cozze di Olbia e le arselline alla schigionera, si va verso Loiri Porto San Paolo, dove nella località Azzanidò conosciamo Vini Mura, azienda vinicola a conduzione familiare. L'eccellenza dei suoi vermentini Sienda, dal sardo Tesoro, e Cheremi, Amami, è paragonabile solo alla genuina ospitalità di Marianna e Salvatore. Ci ritroviamo nel comune di Loiri Porto San Paolo. È un comune a pochi chilometri a sud di Olbia, quindi molto vicino ai punti che possono essere di facile arrivo per il turista in generale, o comunque per tutti gli amanti del buon vino e del buon cibo. Ci troviamo infatti a pochi minuti dall'aeroporto di Olbia e dal porto della stessa città. Qui in particolare nell'azienda Mura ci troviamo al centro di una vallata particolarmente rigogliosa, molto verde, e oggi proprio in particolare lo possiamo notare, il verde particolarmente illuminato da questo sole. In questo caso abbiamo quindi il territorio gallurese nella sua essenza particolare, in quanto è un territorio particolarmente ricco di granito, che tende quindi a conferire al vermentino stesso una mineralità piuttosto spiccata. Ancor di più in questa zona ci ritroviamo, e all'interno chiaramente di tutta la vallata, quindi comprendiamo tutta la vallata fino appunto al comune quasi di Padru, ci ritroviamo quindi in un punto di particolare coincidenza a livello di venti, soprattutto comunque di maestrale, il vento tipico della Sardegna che tende a ripulire particolarmente l'aria, e a noi vignaioli questo fa solo che piacere, perché il maestrale comunque soffiando parecchi giorni e abbastanza anche durante l'estate aiuta tantissimo nel mantenimento di uno sano vigneto, in quanto allontana veramente in modo particolare l'umidità, che è l'agente principale che poi crea problemi fitopatogeni nel vigneto. Infatti alla nostra
nostra destra quindi ci ritroviamo vicinissimo il mare, la bellissima spiaggia di Porto Istana, di Likunkhedi, l'area marina protetta di Tavolara, quindi un punto anche dal punto di vista turistico particolarmente apprezzato. E invece alla nostra sinistra ci ritroviamo il canale, il vecchio letto del fiume Rio La Castagna, che invece deriva dalla montagna. Parliamo quindi del Monte Nieddu, che è la montagna più elevata che ritroviamo nelle vicinanze dell'azienda. Considerate che la nostra tenuta è di circa 20 ettari e all'interno quindi di questa tenuta, oltre al vigneto, ritroviamo anche una collina particolarmente deliziosa, a mio avviso, perché ha proprio le sembianze della montagna. E ai suoi piedi abbiamo quindi effettuato l'ultimo impianto in ordine di tempo. Si tratta di 2 ettari di vermentino di Gallura, quindi continua sempre di più il nostro processo di valorizzazione del territorio attraverso l'impianto di questo vitigno veramente particolarmente amato ormai in tutto il mondo. Il vermentino di Gallura superiore che degustiamo in questo momento è il vitigno, quindi il vitigno principe rispetto a tutte le produzioni della Gallura. Nel nostro bicchiere ritroviamo quindi uno degli esempi del vermentino di Gallura superiore probabilmente più importante. Si tratta quindi di una produzione che si origina da vigneti vecchi di 40 anni, quindi impiantati circa negli anni 70, e che ha reso possibile quindi la produzione di un vino particolarmente pregiato, tant'è che è stato premiato proprio quest'anno con i 3 bicchieri del Gambero Rosso, quindi un grande riconoscimento a livello nazionale, ma chiaramente anche l'ambito internazionale ha dato una grandissima risposta rispetto a questo riconoscimento. L'impatto al gusto è veramente molto imponente, dato naturalmente anche da una certa alcolicità, dato che trattiamo naturalmente un vino prodotto nel Mediterraneo. È particolarmente caldo, ma al tempo stesso riesce ad avere una bellissima acidità, quindi una bellissima freschezza in bocca, e ha un bellissimo ritorno a livello sempre di impatto o di malva, di salvia e ancora una volta di fiori gialli e bianchi. La chiusura quindi di bocca è particolarmente equilibrata e anche l'impatto della glicerina è particolarmente apprezzabile. Quindi direi che ci troviamo in una terra veramente baciata dalla fortuna per quanto riguarda la coltivazione del vermentino di Gallura. È sicuramente una delle terre a livello italiano, ma anche chiaramente a livello internazionale, come può essere il territorio della Corsica, che rende quindi veramente giustizia quella che è la coltivazione del vitigno a bacca bianca del vermentino. Cin cin. Da Olbia andiamo ora verso l'interno gallurese, verso Telti e poi Calangianus, tra boschi sempre più fitti di querce da sughero. A Calangianus si trova non a caso il Museo del Sughero, ma appena oltre, esattamente a Luras, visitiamo stavolta un museo davvero unico nel suo genere, quello della femmina a Gabbadora. Ci troviamo nel museo etnografico Galluras. Il nome Galluras sta per Gallura e Luras, quindi subregione e comune che ospita il museo, quindi Gallura e Luras. Il Museo Galluras è conosciuto come il Museo della Femmina Gabbadora perché è conservato l'unico esemplare di martello di femmina Gabbadora, utilizzato appunto da queste donne, queste figure, per porre fine alle sofferenze dei malati terminali. Una pratica molto antica che è comunque arrivata quasi ai giorni nostri, insomma. L'ultimo caso documentato in Sardegna è molto molto recente. San Femmina Gabbadora, femmina che sta per femmina donna, a Gabbadora invece deriva dallo spagnolo acabar, che vuol dire finire, terminare, porre fine, quindi donna finitrice, donna che poneva fine alle sofferenze. Un'esperienza interessante e anche un po' inquietante, ma ritroviamo subito la via gioiosa del nostro vermentino alla cantina Gallura di Tempio Pausania e poi a quella del Vermentino di Monti, cantina sociale di grande spessore e punto di riferimento dell'interno gallurese. Tra i vini d'alto livello qui prodotti, citiamo il Balari Vermentino di OCG Frizzante, recente medaglia d'oro al Vinitaly. Ci
troviamo in Gallura, cantina del Vermentino. La nostra azienda nasce nel 1956 con 300 soci, abbiamo circa 500 ettari vitati. Una produzione di 30.000 quintali di uva, il 70% di Vermentino e il 40% di rosso e rosato. Abbiamo una produzione di 2 milioni di bottiglie. Tutti i soci si gestiscono autonomamente il proprio vigneto in base alle indicazioni che vengono date dal nostro tecnico e dal nostro agronomo. Quindi oltre a rispettare il disciplinare imposto per la DOCG, abbiamo un disciplinare interno dove la produzione, a seconda del prodotto che dovremmo ottenere, dovrà essere minore. Faccio un esempio: per un vermentino superiore al nostro Arachena la produzione scende a 70 quintali per ettaro. Naturalmente i nostri soci seguono tutto quanto imposto dal disciplinare, perché la loro remunerazione sarà come se il conferimento fosse a pieno regime, quindi 100 quintali. Uno degli eventi che facciamo nel periodo estivo, che richiama tantissimi turisti, è la Sagra del Vermentino. Quest'anno sarà la 23esima sagra, che si svolge sempre la prima domenica di agosto. È un evento che richiama tantissimi turisti, arriviamo ad avere anche 8.000 presenze, e durante tutta la serata offriamo del Vermentino di Gallura e naturalmente dei prodotti tipici della nostra zona, quindi del formaggio, della salsiccia, un dolce tipico che è la frittelle lunghe, che vengono fatte e cucinate davanti ai turisti. Quindi dobbiamo parlare di questo prodotto che si tratta di un Vermentino di Gallura a denominazione d'origine controllata, Fontana Liras, che è il prodotto principale per questa azienda, sia in termini di produzione sia in termini di fatturato. È un prodotto che è in commercio già circa 25 anni e devo dire con un certo orgoglio è il Vermentino di Gallura sicuramente più conosciuto sia in campo nazionale che internazionale. Stiamo parlando di un vino che oltretutto viene prodotto in 700.000 bottiglie e quindi io dico sempre che la nostra bravura a produrre e a continuare a produrre un vino con questo standard qualitativo è proprio questa, perché non facciamo qualche migliaio di bottiglie, ma riusciamo a mantenere questo alto standard qualitativo producendo 700.000 bottiglie. Oltretutto questo ci dà modo anche di mettere questo prodotto sul mercato con un giusto rapporto prezzo-qualità. Ci dirigiamo in località Conca Saraighina per conoscere ora la cantina Tani, autentico esempio di azienda familiare che coniuga sapientemente la produzione di ottimi vermentini con la ricettività agrituristica. Angelica, Roberta e Tonino Tani ci accolgono con estrema cortesia. Abbiamo iniziato a produrre i nostri vini nel 2008 con la costruzione di una cantina moderna e funzionale sulla quale comunque attualmente stiamo investendo e sulla quale pensiamo di investire ulteriormente per poter puntando, diciamo, sulla qualità dei nostri vini. Noi attualmente produciamo 4 etichette, 2 di Vermentino di Gallura, un rosso Isola dei Nuraghi e un Canonau di Sardegna. La nostra produzione principale comunque è quella del Vermentino di Gallura DOCG. Produciamo 2 etichette, il Taerra che è il nostro vino di punta e il Meoru che è il secondo nato, però come qualità e come soddisfazioni, diciamo, non è da meno. Anche quest'anno abbiamo avuto dei riconoscimenti per entrambi i nostri vermentini. Per il Taerra abbiamo avuto l'argento all'International Wine Challenge di Londra e per il Meoru abbiamo avuto la medaglia d'argento al Concours Mondial di Bruxelles. Il vino che stiamo andando ad assaggiare e che ho il piacere di farvi degustare è il Taerra. Il Taerra è un vermentino di Gallura DOCG superiore.
La cosa importante da dire per quanto riguarda questo vino, prima di tutto è il lavoro che viene fatto in vigna. Intanto appunto parliamo di vigneti di circa 35 anni e parliamo di un terreno a disfacimento granitico, ci troviamo a 350 metri sopra il livello del mare, in una zona particolarmente favorevole alla coltivazione della vite e particolarmente favorevole, particolarmente votata proprio alla coltivazione del vermentino. Un'altra particolarità per questo vino è che noi vinifichiamo delle uve di una specifica parte del nostro vigneto, con un'ottima esposizione ai venti salmastri che caratterizzano in maniera particolare comunque i nostri vermentini, e grazie anche a un'ottima escursione termica tra il giorno e la notte. In effetti qui arriviamo anche a avere a fine estate un'escursione termica di circa 10, a volte anche 15 gradi tra il giorno e la notte, che è una cosa importantissima per quelle che sono le caratteristiche organolettiche di quello che sarà il vino alla fine. Questo vino direi che rappresenta appieno quella che è l'essenza del nostro territorio. Infatti subito dopo al naso, subito dopo delle leggere note agrumate, viene fuori prepotentemente la mineralità, la pietra focaia, che sono proprio uno specchio del nostro terreno. Ecco, questa mineralità la si sente, rimane, persiste anche in bocca, così come la sapidità, anche questa tipica dei nostri territori. Questa sapidità ci viene data da questa particolare esposizione ai venti salmastri. Noi in realtà siamo ad appena 15 minuti dal mare e questo ovviamente giova al nostro prodotto. Dopo la degustazione ci colpisce la visita con Tonino ai vigneti di Ozastrolu, con una collocazione unica al mondo, affascinante e selvaggia, realmente immersi nelle rocce granitiche. L'ultima tappa è a Berchidda, ai piedi del Monte Limbara, dove visitiamo il Museo del Vino in un percorso reale e multimediale tra vitigni, attrezzi da lavoro e vini, e l'Enoteca regionale, il luogo ideale dove acquistare i vini della Sardegna. La Gallura è questo e molto altro, così come tutti i vermentini che questa terra esprime in modo unico, consacrandoli al mondo come una vera eccellenza.